Che oggi è all'ex Ilva di Taranto, ieri l'incontro con i sindacati, oggi l'incontro a Roma con gli enti locali per la firma dell'accordo di programma. Andiamo per gradi. Cominciamo da ieri. Come è andato l'incontro tra il Ministero e le organizzazioni e i rappresentanti dei lavoratori? Lo chiediamo a Franco Rizzo di USB Nazionale. Buongiorno Franco. Buongiorno. Allora, ieri avete chiesto nuovamente garanzie, ma diciamoci la verità, questa trattativa a che punto è, Rizzo? Ma in questo momento è un punto fermo. Noi abbiamo ribadito con forza che non ci può essere nessun tipo d'accordo di programma se un attimo prima non c'è la garanzia per tutti i 17.000 lavoratori iscritti in questa vicenda, Certo. di cui la stragrande maggioranza a Taranto. Abbiamo ricordato che c'è gente come lavoratori Ilva e INAS che in alcuni casi sono in cassa integrazione addirittura da 14-15 anni di fila, e che non è più sopportabile la questione. Abbiamo chiesto quello che chiediamo oramai da anni, abbiamo detto apriamo una discussione e troviamo soluzioni per le famiglie di questi lavoratori perché ce la fanno più. Che si fa in cassa integrazione da 14 anni? È qualcosa di inimmaginabile oggettivamente. Sì, ma è un dramma, è un vero e proprio dramma. Io ieri ho ribadito al Ministro quanto già ho detto in altre occasioni, ho detto voi non fate valutazioni poi dell'aspetto psicologico, no? Certo. Questa condizione. Ci sono famiglie che purtroppo si rovinano e c'è gente che scappina. E infatti ho detto ieri, provocandolo, ho detto sarebbe interessante capire quanti mutui di lavoratori in cassa integrazione non sono più riusciti a pagare, quante case hanno tolto, no? Ai lavoratori che vivono questa condizione non per scelta loro, perché Chiaro. obbligati dalle scelte sbagliate della politica, perché il concetto è sempre quello, cioè volete continuare a fare scelte che poi si ricadono purtroppo sulla testa delle persone? Rizzo, che risposte avete avuto a queste preoccupazioni? Cioè, vi è parso che in qualche modo c'è un'idea di futuro dell'Ilva e dei suoi lavoratori e delle lavoratrici, o si naviga a vista? Allora, l'idea di fondo c'è, ci hanno mostrato anche la documentazione. Il problema è che loro dicono, così come hanno fatto già in precedenza, diciamo, gli altri governi, prima concludiamo la questione della vendita e poi successivamente troviamo le soluzioni per i lavoratori. Cioè viene tutto subordinato poi al bene assoluto che per loro è quello, no, della vendita dell'azienda. E noi siamo stati chiari ieri, abbiamo detto a noi fa piacere se si trova una soluzione per la questione della siderurgia, ma la priorità è salvare le persone, non salvare l'azienda. Ma in tutto questo, per capirci, non è quello che abbiamo vissuto già nel 2018, cioè quando la fabbrica è stata ceduta ad ArcelorMittal con una promessa di piena occupazione entro il 2023 e poi diciamo in realtà non è andata così. Assolutamente sì, tant'è vero che ieri poi io ho continuato a ribadire che gli errori commessi nel 2018 non dovevano più avvenire e abbiamo rilanciato con forza quell'idea del soggetto statale, che è l'unico, ma anche per una ragione di sicurezza rispetto, come dire, non è una fabbrica che impatta, no, l'impatto di quella fabbrica sul territorio tarantino è devastante dal punto di vista occupazionale, ambientale, della salute. Quindi abbiamo continuato a ribadire che ci sembra illogico rimettere sul mercato quella fabbrica quando l'unico soggetto che poi secondo noi potrebbe alla fine tutelare tutte le questioni importanti come quella dell'occupazione, della salute e dell'ambiente è il soggetto statale. I commissari hanno fatto un buon lavoro, abbiamo detto ma continuiamo, metteteci i soldi, mettiamo quella fabbrica in sicurezza. Tanto alla fine i soldi li mette comunque lo Stato, ma questa è un'altra storia. Questo è scontatissimo. Rizzo, grazie per essere stato con noi, torneremo a disturbarla nei prossimi giorni, grazie davvero, buona giornata e buon Grazie lavoro. a voi.